Prendo atto che si vede che prima sparisce la lista civica, la lista Zaia, poi scompare anche il mio nome leggo, no? Scompare anche la possibilità di avere il mio nome sul simbolo. Prendo atto che sono un problema, dopodiché deciderò cosa fare. Sicuramente Stefani ha tutto il mio sostegno, però è pur vero che come si può dire, di necessità faremo virtù. Non è mai accaduto in un paese che si vieti a una persona utilizzare il proprio nome nella campagna elettorale. Se me ne trovate uno vi offro una cena, facciamo così. Io sono fatalista e credo molto nel fatto che una persona deve impegnarsi fino alla fine rispetto agli impegni che si è preso. Prova ne sia che un anno fa ho rinunciato a un seggio sicuro in Europa per mantenere fede a questo impegno. Leggo di tutto, leggo che potrei fare il sindaco di Venezia, che potrei fare il ministro, il parlamentare alle supplettive, che potrei fare il presidente del Consiglio regionale, che potrei fare il presidente dell'ENI. Ho letto anche che potevo fare il presidente del CONI, fra l'altro. Staremo a vedere, qualcosa accadrà. No, con il segretario Salvini c'è piena sintonia rispetto a questa campagna elettorale che stiamo affrontando. Benissimo la candidatura di Stefani, si va avanti su Stefani. Stefani è un ragazzo in gamba, lo conosco da sempre e che garantisce ai veneti la continuità rispetto a un'amministrazione che è stata trionfale in questi 15 anni. E certo è che non posso non prendere atto che sembra che il mio nome, anzi il mio cognome, sia un problema per qualcuno. Vedremo di farlo diventare reale. Insomma, di necessità si farà virtù, no? Il campo sconnesso, il campo di battaglia non facile è la cosa che mi piace di più.